Ecco perché vi chiedo cosa dobbiamo fare con l'emergenza che ha la nostra economia, con la crisi del lavoro, con la crisi dell'agricoltura. Tu sei stato un ministro dell'agricoltura spettacolare. Qui ci sono agricoltori che ti ricordano come generazione che sono oggi in una condizione disperata. Non possono avere i contributi della regione se non li votano. Quindi sono studiati, controllati, condizionati, minacciati. Un agricoltore, ma vi rendete conto? Cioè hanno messo mano dappertutto. Ecco perché non vogliamo essere liberi. Vogliamo essere liberi pigliandoci tutte le responsabilità. E cari cittadini, sappiate che purtroppo il tempo è tiranno e io non voglio sottrarre nulla ad Adriano. Sappiate che la partita riparte dallo 0-0. Sappiate che voi siete liberi e sappiate, dobbiamo sapere tutti, che il giochino che hanno messo in atto è un giochino perverso. Hanno messo in moto una macchina che gli ha permesso, con la pesca illegittima, cioè la pesca a strascico, dove si prende tutto, si prendono i bianchetti, si prendono i cefali, anche i panemotteri, si prende il pesce buono e il pesce che non è molto di valore sul mercato si ributta a mare. Quella è una pesca illegittima, è esattamente la pesca illegittima che hanno fatto con delle liste tutte posizionate con uomini di potere. Ne hanno salvato qualcuno, ma gli altri li hanno già scaricati. Non ci sarà più questo condizionamento. Inutile che telefonate, inutile che non organizzate convention. Hanno organizzato convention a ripetizione. Domani, dopodomani, sabato ci sarà un festeggiamento che voi non avete idea. Solo potere per il potere, ma i cittadini liberi, quelli che non partecipano ai banchetti, sanno perfettamente cosa devono fare. È finita la pesca a strascico, noi ripartiamo dallo 0-0. E siccome io so di aver già avuto la vostra fiducia, io so che posso avere lo sforzo di andare a raccontare agli altri che finalmente sono liberi, non sono controllabili, non hanno più il nome consegnato o la sezione di appartenenza, perché il voto è solo una X. Il voto è semplice. Non abbiamo fatto una comunicazione difficile, abbiamo messo ovunque si riparte dallo 0-0. Avete avuto sicuramente un santino, la partita è Matera contro Potenza e i materani sanno cosa devono fare, sanno che possono contattare i loro amici, i loro parenti che finalmente sono liberi, e se siamo capaci di dargli una lezione, questa volta questa città volerà. Ciao Matera! Cari amici di Matera, io sono contentissima di essere qui questa sera accanto al nostro candidato sindaco Angelo Tosto, al quale naturalmente faccio gli auguri migliori perché questa città possa avere un sindaco libero, un sindaco libero come liberi sono tutti quanti i cittadini di Matera. E sono stata lieta di essere accanto a lui in questa compagine che abbiamo messo su tutti quanti insieme, tutti con movimenti con liste civiche, con persone semplici, con persone umili, con persone che non sono legate, come ricordava Angelo, non sono legate a greppie di potere, ma sono legate semplicemente alla semplicità e all'umiltà di tutti quanti i cittadini di Matera. Una cosa che stabilisce già fin dall'inizio un rapporto di lealtà, di correttezza con i cittadini, i quali in virtù di una legge elettorale debbono riconoscersi direttamente nel proprio sindaco. Un sindaco che, essendo eletto direttamente dalla gente, non è eletto né dal nero né dal rosso né dal giallo, ma è eletto da tutta quanta la gente di buona volontà che riconosce in questo candidato sindaco un programma buono per la città e delle linee di indirizzo chiare e trasparenti alle quali il nostro Angelo Tosto sono certa che non verrà mai meno. Ed è questo tipo di rapporto immediato e corretto che consentirà a
qualsiasi cittadino di poter rendere conto quotidianamente di quella che sarà l'azione amministrativa. Un'azione amministrativa che mi pare sia stata impostata in maniera assolutamente chiara e corretta, perché Angelo nel discorso che ha fatto poco fa ha indicato degli obiettivi precisi, ma soprattutto ha indicato una metodologia precisa, inserendo un tema che è il tema del momento, è il tema della democrazia reale, il tema della democrazia partecipata, il tema della democrazia diretta. Il fatto che ci sia già una rappresentanza di 24 consiglieri comunali non impedisce assolutamente che ci sia un sindaco che possa ugualmente governare, perché quel sindaco, come ha detto Angelo, non solo si confronterà continuamente con i 24, ma riuscirà a dare un programma di governo e delle linee di indirizzo che siano assolutamente condivise da tutti. Perché io sfido chiunque, amici di Matera, a pensare che in un momento di crisi così forte, quale quello che stiamo attraversando ormai da tanto tempo, io sfido chiunque a pensare che ci sia gente che faccia prevalere una presunta appartenenza partitica di fronte a quella che è l'esigenza di governare una città e di governarla stabilmente per 5 anni per dare delle risposte alla città. Amici, non ci possiamo proprio consentire qui di rischiare. Mamma mia, io sono un po' d'acqua, mi sento male. Non ci possiamo consentire di rischiare di andare ad elezioni anticipate. Ma chi è che vuole andare nuovamente ad elezioni anticipate? Ma stiamo scherzando? Qui noi dobbiamo avere la saggezza di capire in quale momento noi siamo, che momento politico stiamo vivendo in Italia. In Italia ormai non abbiamo partiti che abbiano delle ideologie alle spalle. In Italia abbiamo avuto 2 raggruppamenti forzati, un partito democratico da una parte, un popolo della libertà dall'altra. Nell'ambito del partito democratico abbiamo trovato dai comunisti estremisti ai cattolici, nel popolo della libertà abbiamo trovato anche ex comunisti, socialisti, repubblicani, liberali, ex missini come sono io, poi diventata di Alleanza Nazionale, ormai defunta purtroppo Alleanza Nazionale. Bene, una serie di persone che venivano e che vengono da culture politiche completamente differenti, le quali si debbono sapere confrontare sui temi, perché ormai ideologie non ce ne sono. Non è possibile pensare che oggi la politica si possa fare in virtù di appartenenze ideologiche, perché appartenenze ideologiche non esistono ormai. Esistono 2 gruppi, i quali hanno avuto la pretesa di pensare di dover imporre, così come è accaduto qui a Matera, da Potenza nel posto qualcuno qui come candidato, bene, allo stesso modo a livello nazionale hanno pensato di poter imporre una sorta di bipartitismo che non è assolutamente rappresentativo della gente, perché in Italia abbiamo tutti delle provenienze di cultura politica differente, abbiamo una storia, una tradizione politica. Oggi abbiamo però una situazione politica che è completamente diversa e che si è aggravata, se si può dire, per noi del Mezzogiorno d'Italia con queste ultime elezioni regionali, nel momento in cui la Lega ha preso le 2 altre regioni del nord ed ha quindi un peso maggiore a livello di governo. E noi nel Mezzogiorno d'Italia dobbiamo avere una forte capacità reattiva per reagire a questo tipo di governo assolutamente sbilanciato nei riguardi del nord Italia.